Buongiorno e benvenuti a tutti. È un po' che non sono più in chiesa perché per motivi personali, traslochi, malattie, ogni cosa, perciò è bello rivedervi tutti quanti, è bello potervi rivedere in faccia, essere qui in compagnia. Volevo partire subito da Filippesi 4, versetto 4 a 6, per invitarvi tutti a rallegrarvi nel Signore. Infatti questo versetto comincia proprio in questo modo qua: rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Amen. Non angustiatevi in nulla, ma in ogni cosa fate conoscere la vostra richieste e a Dio in preghiera e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. Rallegratevi, una parola che ha molti significati nell'umanità, che vuol dire essere felici, ridere, scherzare assieme. Però nel versetto prende un'altra visione. Prende la visione proprio della prima frase: rallegratevi sempre nel Signore. Rallegrarsi nel Signore è diverso, è un'altra cosa. Significa fidarsi, stare con Lui, confidare in Lui, avere Lui come primo quando si ha un problema. Prima di andare avanti cantiamo che così lodiamo il Signore cantando, che è quello che Lui merita. Se chiamiamo Lui ci risponderà, se cerchiamo Lui si farà trovare, se noi lo innalziamo Lui ci innalzerà, tutti insieme noi diamo lode a Re. Cantiamo con gioia al nostro Dio, cantiamo con gioia al nostro Dio. Lui ci attira a sé, Egli è qui con noi, diamo amore a Lui, Egli ci ama già, Lui ci guarirà, ci perdonerà e la nostra terra risanerà. Cantiamo con gioia al nostro Dio, 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 a Grazie Signore perché possiamo rallegrarci nel Tuo nome, Signore, ti ringraziamo perché possiamo essere qui in presenza, Signore, possiamo lodarti, possiamo glorificarti, possiamo chiamarti, Signore, e Tu risponderai, Signore. Noi ti vogliamo ringraziare, ti vogliamo lodare per tutto quello che Tu ci dai, per tutto quello che Tu fai, perché ci fai svegliare il mattino, Signore, perché ci fai viaggiare, perché ci fai arrivare dove è il Tuo. Dove deve essere fatta la tua opera, Signore. Noi ti vogliamo ringraziare per questo, Signore, ti vogliamo innalzare quest'oggi, vogliamo innalzare i nostri cuori, vogliamo innalzare le nostre menti, Signore, per lodarti, Signore, per ringraziarti perché noi possiamo venire da te e possiamo confidare in te, Signore. Amen. Amen.
Vi voglio raccontare una storia che nella Bibbia, tanti l'avranno letta, la conosceranno già. Io non vado a leggere tutto il testo, chi lo vuole leggere lo trova su Atti 16, versetto da 16 a 34, e parla della carcerazione di Paolo e di Sila. Loro si stavano dirigendo praticamente al luogo di preghiera. Cosa succede? Che una donna posseduta da uno spirito di divinazione, perciò faceva l'indovina, e aveva anche aveva dei padroni, oggi li possiamo chiamare datori di lavoro. E lei in un certo senso fa capire che infastidiva Paolo, perché correva dietro e diceva loro sono quelli che raccontano di Dio, raccontano di Gesù, raccontano la storia, sono venuti qua a raccontare tutto. Paolo a un certo punto si irrita, si arrabbia, si innervosisce. E cosa fa? Caccia via questo spirito. Visto dal nostro punto di vista, chiaramente è un atto giusto. Lui ha liberato una persona da uno spirito malvagio che gli faceva fare qualcosa di sbagliato. Però questo non è che andasse molto giù al titolare, perché questa qui non era più capace di fare quello che faceva e non gli portava più soldi. E loro si arrabbiavano nello stesso tempo con Paolo e con Sila. Li giudicarono, li strapparono le vesti, li picchiarono e li buttavano nel carcere, dicendo bensì al carceriere mettili in un posto sicuro. Cosa fa il carceriere? Il posto più sicuro era la parte peggiore del carcere, nella parte più profonda. Proviamo a immaginare per un attimo una persona che è stata bastonata, che avrà lividi da tutte le parti, probabilmente avrà anche sangue che gli esce da tutte le parti, nudo, preso, buttato in un carcere molto pulito, cioè igiene zero, e loro vengono buttati lì. Probabilmente i vestiti strappati li hanno buttati lì, perciò almeno qualcosa per coprirsi ce l'avevano. E Paolo e Sila, per un periodo, non ci dice quanto, stavano zitti. Soffrivano, probabilmente si curavano le ferite, probabilmente stavano facendo qualcosa. Ma a un certo punto dice, verso mezzanotte cominciavano a pregare il Signore. Si affidavano al Signore, quello che oggi stiamo parlando, rallegratevi nel Signore. Loro si sono affidati al Signore. Cosa è successo da questo? Quando loro hanno cominciato a rallegrarsi nel Signore, ha cominciato a tremare tutte le fondamenta di questo carcere. Le porte si sono aperte, le catene si sono spezzate, e il carceriere che si è svegliato di soprassalto pensava che adesso per lui era finito perché tutti fossero scappati e si voleva uccidere. Paolo urlò e gli disse, no, non farti del male che noi siamo tutti qua, non siamo andati via, pur quello che è successo. E lì il carceriere ha capito che c'era una forza, c'era una potenza, e da una situazione ingiusta, che possiamo chiamarla proprio ingiusta, è nata una conversione di una famiglia intera. Questo l'ho voluto raccontare perché in ogni cosa che noi facciamo, se ci affidiamo al Signore, un risultato giusto viene fuori, che sia un'ingiustizia, che sia qualcosa di sbagliato. Chiaramente posso capire il fatto che magari, infatti qui Paolo e Sila non è che si sono messi subito, hanno dovuto prima medicarsi le ferite. Tante volte quando siamo in un attimo di difficoltà cosa facciamo? Dobbiamo immagazzinare quello che stiamo facendo, quello che ci succede, e da questo renderci conto che abbiamo bisogno di Dio. E lì dobbiamo subito andare a Dio, e da questo risultato esce qualcosa di buono. E questo mi porta a dire quante ragioni abbiamo per noi per ringraziare il Signore. E facciamo proprio questo canto che dice 1000 ragioni.
il sole sorge su un nuovo giorno, è tempo di cantare a te. Non so cosa accadrà, non so quello che mi aspetta, ma canterò finché la notte arriverà. Benedice il Signor, anima mia, loda il suo santo nome, e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò. Sei lento all'ira, sei ricco in grazia, sei grande Dio, sempre ti amerò, e per la tua bontà io resterò a cantare. Mille ragioni ancora troverò. Benedici il Signor, anima mia, loda il suo santo nome, e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò. Il giorno in cui non avrò più forza, il tempo mio qua giù finirà, la mia anima continuerà a lodarti per 1000 anni e per l'eternità. Benedici il Signor, anima mia, loda il suo santo nome, e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò, per sempre ti adorerò, per sempre ti adorerò. Adorare il Signore. Allora, vogliamo andare avanti col Salmo 149. Allora, i salmi, come tutti sappiamo, nascono da delle preghiere, nascono da delle difficoltà, nascono dopo una guerra, dopo un combattimento, dopo che il Signore ha fatto qualcosa per farci capire quanto noi siamo imperfetti. E il Salmo 149, scusate, fa parte di un salmo che nasce dopo una battaglia, dopo una guerra, dopo aver vinto, non grazie per le nostre forze, non grazie a noi, ma grazie a quello che ha fatto il Signore. E il salmista comincia: Alleluia, cantate al Signore un cantico nuovo, cantate la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Si rallegri Israele, di colui che l'ha creato, che l'ha fatto. Esultino i figli di Sion nel loro re. Lodino il suo nome con danze, salmeggino a lui con il tamburello e con la cedra. Perché il Signore gradisce il suo popolo e adorna di salvezza gli umili. Qui ci sono due parti molto importanti, proprio parlando per esempio della parte della rallegrarsi.
Rallegrati Israele, Israele siamo noi, è il popolo di Dio. Dopo parla anche, esulta figlio di Sion, che siamo personali, è come dare uno stimolo a noi stessi, non come comunità ma anche a noi stessi. Chiaramente dallo stimolo di una persona o di più persone poi comincia a adorare tutta la Chiesa, il Signore. Qui hanno avuto una vittoria, hanno vinto grazie al Signore questa battaglia, hanno lodato il Signore, l'hanno ringraziato. Però nell'ultima parte c'è una cosa interessante, perché dice, perché il Signore gradisce il suo popolo e adorna di salvezza gli umili. Adornare, se si va a vedere nel vocabolario, vuol dire addobbare, vuol dire abbellire, vuol dire impreziosire, vuol dire fare qualcosa perché diventa più importante. E il Signore, cioè, è chiaro che se parliamo, facciamo bella la casa, facciamo bello l'albero di Natale, facciamo bello quello, è un adornare umano. Però sapere che il Signore adorna, cioè ci vuole abbellire, ci vuole perfezionare, ci vuole rendere diversi da quello che siamo, ci deve dare una grande gioia, ci deve veramente innalzare, cioè alzarci e dire Signore grazie, cantando al Signore con tutto il cuore, andando a Lui proprio adorandolo, perché Lui è degno della nostra adorazione e noi non siamo perfetti. E il Signore in tutto questo. Permettetemi una cosa, no? Mentre stavo facendo questa cosa qui mi è venuto in mente una cosa. La Bibbia è una parola fantastica per quello che racconta il Signore e ci fa sempre vedere cioè le cose grandi, quello che il Signore ha fatto di grande. E questo mi ha fatto pensare che noi siamo talmente fissati a vedere le cose grandi che ci dimentichiamo di quelle piccole. Stamattina vi siete svegliati? Siete venuti in chiesa? È la grazia di chi è venuta. Noi andiamo al lavoro tutti i giorni. La grazia da dove viene che io vado al lavoro? Il Signore non è un qualcosa che guarda solo alla grandezza. Lui ha messo delle opere perché noi esseri umani siamo solo attratti quando succedono un cataclisma e da questo cataclisma viene fuori il tutto. Però noi dobbiamo lodarlo sempre, che oggi siamo qua, che io sono qui davanti. Dobbiamo lodarlo sempre, che possiamo cantare, che abbiamo gli strumenti, che possiamo portare la parola al mondo. Questa è la lode verso il Signore. Continuiamo a cantare, a lodare il Signore con il prossimo canto. Questa canzone, dopodiché lascio a voi la lode, lascio a voi le preghiere, lascio a voi il ringraziamento al Signore. Allora abbiamo appena letto, grazie a Gianni, di quale privilegio siamo stati aggraziati, abbiamo ricevuto da parte del Signore. Quindi mi piaceva anche l'idea di quella parolina che dice l'Eterno si compiace del suo popolo, cioè l'Eterno ha piacere di stare insieme a noi perché ci vede belli. E allora io voglio lodare il Signore insieme a voi con questo canto, proprio perché Lui ha piacere di stare con me, è felice di stare con me ogni giorno, ed è grazie a Lui anche perché ci ha dato la possibilità di stare alla sua presenza, grazie alla sua grazia, alla sua salvezza. Per cui noi oggi, stamattina, vogliamo ringraziare il Signore di questa salvezza. E il canto dice che proprio io canto perché tu hai fatto per me quello che era impossibile fare. Impossibile e nessuno lo poteva fare. Perciò io sono felice di stare qui con voi stamattina e di poter cantare al Signore e dire: io sono una tua figlia, grazie per la tua salvezza e grazie perché so che sei felice di stare con me e fai di tutto per stare con me. Allora quando cantiamo questo canto pensiamo a questa gioia che il Signore ha di stare con noi e di stare anche con tutti coloro che vogliono stare insieme al Signore.
voglio dirti grazie perché la sola vera ragione per cui canto adesso è che tu hai dato il tuo figlio per me. Dio, c'è una strada che tu hai preparato per me e passo dopo passo arriverò ad incontrarti nel cielo. Indietro non tornerò perché in te ho trovato la vera vita ed è per questo che io canto ed è per questo che ti lodo. Questa canzone la canto per te, mio Signore, per te che hai dato il figlio tuo, che mi hai amato prima che ti amassi io, quando ero stanco e lontano da te. E nel più semplice modo che io conosco, voglio dirti grazie perché la sola vera ragione per cui canto adesso è che tu hai dato il tuo figlio per me. Hai dato il tuo solo figlio per me. Grazie Signore perché tu hai dato il tuo figlio per me. Grazie Signore perché tu hai dato il figlio per noi, per ognuno di noi che è qui dentro. Sia benedetto il tuo nome Signore. Sia benedetto il tuo nome Signore perché sale il giorno, sale il sole, il calore Signore. Sia benedetto il tuo nome Signore. Perché noi ogni giorno siamo sempre un po' diversi, siamo sempre un po' migliori da quello che eravamo ieri. Nonostante le cadute, Signore, tu procedi e il processo di santificazione continua, Signore. Sia benedetto il tuo nome, Signore, perché questo non è merito nostro, ma è merito del tuo solo Figlio. Sia gloria al tuo nome, Signore, per quello che viene detto questa mattina. Per quello che viene cantato questa mattina, sia lode al tuo nome, Signore. Per quello che viene detto e cantato nelle altre comunità dei nati di nuovo che lodano il tuo nome, Signore, sia benedetto il nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Grazie Padre Celeste per questo nuovo giorno e per questo nuovo giorno. Grazie Padre Celeste perché ci hai fatto diventare figli tuoi. Grazie Padre Celeste perché hai riservato un posto nel tuo cuore. Grazie Padre per tutto l'amore grande e immenso che hai per me, per noi, per tutti quelli che ti amano, ti lodano e ti servono. Grazie Padre perché veramente ci hai cambiato, hai donato un nuovo vestito, una nuova luce. Grazie Signore perché ogni giorno io confido a te per ogni problema, per ogni cosa che succede, per le mie dolori, le mie malattie. So che comunque Signore tu sei sempre vicino a me per migliorarmi e sopportarmi, perché tu Signore sei venuto qua Gesù e hai dato solo amore, eppure sei finito in croce per noi, per lavare tutti i nostri peccati di ieri, oggi e domani. Sia benedetto, glorificato Dio Trino, Santo, Immacolato. Grazie Padre per il tuo grande e infinito amore smisurato. Grazie Padre perché ogni giorno per noi è veramente un miracolo, perché io apro gli occhi, respiro e non è tutto scontato ciò che si ha. La voce, l'udito, tutto ciò che tu ci hai donato, le meraviglie della natura, questo pianeta meraviglioso che l'uomo purtroppo sta flagellando. Ti prego Signore, aiutaci a migliorarci sempre di più e benedici tutti i nostri cari fratelli e sorelle di tutte le chiese del mondo che possono avere un forte e potentissimo risveglio nel tuo santo nome Gesù. E io ti ringrazierò sempre nel nome potente di Dio Trino Santo Immacolato ti ho pregato. Amen.
benediciamo, Signore, per chi tu sei. Grazie per la tua fedeltà, grazie per il tuo amore infinito, grazie per la misericordia, grazie per le tue promesse, Signore, che sono certezze. Grazie perché possiamo e vogliamo rallegrarci in te sempre, Signore. Nonostante le situazioni, possiamo trovare in te la gioia, possiamo trovare in te tutto ciò che ci serve, Signore, per fare una vita abbondante, Signore, in te, e glorificare il tuo nome attraverso, Signore, di te, attraverso lo Spirito Santo che ci hai donato, Signore. Così guida tu questo tempo, Signore, di adorazione, che possa essere gradito a te ogni cosa che questa mattina faremo, Signore, la musica, i canti, ogni cosa possa dare lode e gloria al tuo nome, Signore. Grazie perché sei il nostro Dio, grazie perché è il solo vero Dio, il Dio vivente e vero, colui che scruta i nostri cuori, colui che legge nelle profondità dell'anima, Signore, colui che ci ha dato la salvezza in Cristo Gesù. E nel suo nome ti vogliamo benedire questa mattina e adorare. Amen. Amen. Signore, grazie perché tu conosci ognuno di noi nel nostro intimo, Signore, tu sai cosa noi ci disturba o cosa ci tormenta, Signore, ma grazie perché tu ci adorni, Signore, perché tu cerchi la nostra adorazione, Signore, cerchi di portarci a migliorare ogni giorno, Signore, portarci a dare la tua parola, dare il tuo, quello che tu vuoi portare nel mondo, Signore, lo porti tramite noi, Signore, tramite ognuno di noi, nel piccolo, nel grande, in qualsiasi situazione, Signore, tu ci dai l'opportunità di poter affrontare tutte le difficoltà, di poter far vedere al mondo che esiste qualcosa di diverso, Signore, e sei tu, Signore. Noi ti vogliamo ringraziare e lodare con tutto il cuore, Signore, per tutto quello che tu ci doni, per come ci conduci la settimana, per come ci conduci i mesi, come ci conduci gli anni, Signore, per come ci fai invecchiare, Signore. Grazie, Signore, perché tu ci vuoi sempre meglio di quello che eravamo prima, Signore. Grazie, Signore, per tutto quello che tu fai per noi nei giorni. Amen. Amen. Prima di passare alla parola, voglio invitarvi a aprire i vostri cuori, a ascoltare quello che il Signore vuole dire, indipendentemente dalle parole, indipendentemente da quello che viene detto, ma guardate al di là, guardate dove il Signore vuole arrivare, quello che vi vuole dare, quello che vi vuole donare. Ecco perché ho scelto questo canto per, prima della parola, Corro da te. Mi guardi e mi conosci, ti chini su di me, la carezza di un padre, un sorriso
ricominciamo da capo e voglio sentire le vostre voci. Pronti? Mi guardi e mi conosci, ti chini su di me, la carezza di un padre, un sorriso d'amore, la tua grazia che cresce in me. Sei tu che mi hai cercato, venendo fino a qui, dai confini del cielo alla porta del cuore, hai atteso il mio sì e correrò da te alla verità, non per potenza, non per forza, ma per lo spirito tuo, percorrerò con te questa vita e poi mi accoglierai tra le braccia del tuo amore. Passa la parola a Vito. Sì, vorrei ancora pregare un momento con voi. Signore, nei nostri limiti noi siamo uomini e donne di Dio. Ti preghiamo, Signore, di renderci sempre più consapevoli che siamo uomini e donne di Dio, a te consacrati. Ti preghiamo, Signore, di aiutarci a comprendere che comunque essere uomini e donne tuoi significa non aver raggiunto la perfezione e essere sempre in percorso. Però ti chiediamo, Signore, di aiutarci affinché ognuno di noi possa essere consapevole di essere uomo o donna di Dio. Se qualcuno non è ancora uomo di Dio, se qualcuna non è ancora donna di Dio tra queste persone che sono qui dentro, tra quelle che ascoltano, io ti prego, Signore, perché tu faccia diventare uomini e donne di Dio le persone che sono in questa sala e anche le persone che ascoltano, Signore. Te lo chiediamo nel nome potente di Gesù Cristo. Amen. È appunto l'uomo di Dio che deve e che sa investire le sue risorse, potrebbe essere il titolo di questo nostro momento nello stare insieme. E colui che è uomo o donna di Dio può avere anche una risorsa a disposizione, può avere un deposito a disposizione e allora possiamo dare anche qualche consiglio per il buon deposito. Nella sua lettera a Timoteo, Paolo ha detto in tutto il corso del messaggio quale deve essere il senso del buon combattimento e ha messo in evidenza che questo buon combattimento deve durare fino all'arrivo del nostro Signore Gesù. E vorrei riprendere la lettera proprio dal capitolo numero 1
e quindi i versetti 18 e 19, che mi pare possano essere in una certa misura anche riassuntivi. Ti affido questo incarico, chiaramente la guida alla Chiesa, Timoteo, figlio mio, in armonia con le profezie che sono state in precedenza fatte a tuo riguardo, perché tu combatta in virtù di esse la buona battaglia, conservando la fede e una buona coscienza, alla quale alcuni hanno rinunziato e così hanno fatto naufragio quanto alla fede. Il buon combattimento ha le sue regole: fuggire da alcune cose e ricercarne altre. Guardiamo da cosa sfuggire e ritorniamo al capitolo 6, al versetto 9 e al versetto 10. Invece, quelli che vogliono arricchire cadono vittime di tentazioni, di inganni e di molti desideri insensati, funesti, che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione. Infatti l'amore del denaro è radice di ogni specie di mali, e alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori. L'amore del denaro e della ricchezza fa cadere in tentazioni, inganna, sollecita ad insensatezza, cattivi comportamenti, conduce alla perdizione. La perdizione non significa che tu perderai la salvezza, ma significa che tu perdi la via. Cattivi comportamenti. L'amore del denaro è radice di molti mali e produce dolori. L'amore del denaro produce dolori, non produce cose buone. Insomma, queste sono le cose da fuggire. E adesso che abbiamo visto quali sono le cose da fuggire, vediamo che cosa può accadere, perché tu, donna di Dio, tu, uomo di Dio, che hai imparato o che stai imparando a fuggire queste cose, adesso puoi fare altro. Sentite cosa? Il capitolo è il numero 6 e ci sono gli ultimi versetti, quindi da 11 a 21. Ma tu, uomo di Dio, ripeto, ma tu, uomo di Dio, fuggi queste cose e ricerca la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la costanza e la mansuetudine. Combatti il buon combattimento della fede. Afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato, in vista della quale hai fatto quella bella confessione di fede in presenza di molti testimoni. Al cospetto di Dio che dà vita a tutte le cose e di Cristo Gesù che rese testimonianza davanti a Pilato con quella bella confessione di fede, ti ordino di osservare questo comandamento da uomo senza macchia e irreprensibile fino all'apparizione del nostro Signore Gesù, la quale sarà a suo tempo manifestata. Dal beato e unico sovrano, il Re dei Re e Signore dei Signori, il solo che possiede l'immortalità e che abita una luce inaccessibile che nessun uomo ha visto né può vedere, a Lui siano onore e potenza eterna. Amen. Amen. Ai ricchi di questo mondo ordina di non essere d'animo orgoglioso, di non riporre la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze, ma in Dio, che ci fornisce abbondantemente di ogni cosa, perché ne godiamo, di far del bene, di arricchirsi di opere buone, di essere generosi nel donare, pronti a dare, così da mettersi da parte un tesoro ben fondato per l'avvenire, per ottenere la vera vita. O Timoteo, custodisci il deposito, evita i discorsi vuoti e profani,
e le obiezioni di quella che falsamente si chiama scienza. Alcuni di quelli che la professano si sono allontanati dalla fede. La grazia sia con voi. Sembra che l'Apostolo stia dicendo a Timoteo, innanzitutto dobbiamo fuggire alcune cose. La ricchezza, la loro vanità, la loro pericolosità. Sembra, ed è assolutamente vero, che le ricchezze sono cose vane. Perché non ti puoi portare, precedentemente era scritto anche questo, perché non ti puoi portare dietro nulla. Tutto dovrai lasciare su questa terra. Quindi gli affanni per tentare di possedere, ma anche il successo, la fama, la notorietà, tutte queste sono cose alle quali la nostra carnalità mira. Perché quando si parla di ricchezze si parla anche di ricchezze psicologiche, di ricchezze spirituali o di credere che alcune ricchezze possano essere moralmente importanti per la tua vita. Sono tutte ricchezze vuote e dispersive, non ti servono, anzi ti fanno cadere vittima di tentazioni. Intravedo due tipi di tentazione per raggiungere la ricchezza o il successo o la fama. Tutto questo abbiamo detto possa essere ricchezza. Potrei venir meno al comandamento ama al prossimo tuo come te stesso. Cosicché posso disprezzare o addirittura odiare chi ritengo, ha ragione o meno, essere un concorrente o un ostacolo al mio successo. Se vedo qualcuno che mi ostacola nel mio processo verso il successo, verso la ricchezza, lo voglio strangolare, gli voglio togliere l'aria che respira. Se arriva lui, all'obiettivo non arrivo io, mi toglie spazio, lo devo uccidere. Naturalmente ucciderlo non necessariamente con le armi, posso ucciderlo con la lingua, screditandolo negli ambienti laddove lui o lei, per me è più pericoloso, lui o lei, perché un maschietto, se si vede superato in carriera da una donna, si irrita ancora di più che se si vede superato da un uomo. Di solito questi sono i meccanismi, o almeno quello che ho visto io. Oppure si può tendergli trabocchetti che lo mettono in difficoltà, la mettono in difficoltà, magari facendo scivolare il mio antagonista. Se scivola, se cade o si ferma o rallenta, e magari io posso accelerare. La carriera, il raggiungimento di un obiettivo di prestigio equivale a una ricchezza. Non mi lascerò mai superare da lui, e tantomeno da lei. Dicevo, due tipi di tentazione, il secondo è ancora peggiore. Per raggiungere il mio obiettivo, ricchezza, successo, non posso concentrarmi sulle cose di Dio, non ho tempo. Non posso seguire Dio che mi sollecita allo studio della parola, alla preghiera. Lo studio della parola implica tempi e io non ho tempo. Impegno e concentrazione. E io sono concentrato sul mio progetto carriera. Successo, visibilità, eccetera. Esempio, sono un pittore di successo, sto crescendo. La domenica devo partecipare ai simposi di pittura. Sono un medico di futuro successo, è già abbastanza noto. Non ho tempo di studiare la parola di Dio perché la mia giornata lavorativa non concede troppi spazi. Al primo posto il successo, al secondo posto deve lasciare le cose sul tavolo e andarsene. A scuola facevamo delle prove di evacuazione, le chiamavano, perché poteva esserci un allarme improvviso. Nel dopo terremoto abbiamo cominciato a fare queste cose. È un piano di sicurezza è importante perché non si sa mai che cosa può succedere. Può accadere anche un incendio improvvisamente e tu devi essere attrezzato. E nel piano di evacuazione ci dicevano con chiarezza che avremmo dovuto lasciare tutte le cose lì dove stavano
anche i cappotti nelle spalliere e avremmo dovuto uscire con un certo ordine. È suggerita un'uscita ordinata, non una fuga precipitosa, ma comunque una fuga, lasciando sul posto tutto quello che ti potrebbe ostacolare nella tua fuga. Devo uscire, fuggire in modo ordinato anche dalla tentazione di ricchezza, lasciando sul posto ciò che è meno importante, cercando alcune cose invece importanti. Osserviamole 6 cose importanti: giustizia, pietà, fede, amore, costanza, mansuetudine. Chiaramente sono quelle dei versetti che abbiamo appena letto. Le esaminiamo una ad una. La giustizia. La giustizia viene solo da Dio. Solo Lui è la vera giustizia, non quella umana che crede di avere sempre ragione. È la giustificazione dal peccato. Senza la giustificazione di Dio, tutto il nostro operare è inutile e illusorio. Che cosa dice Pietro? E andiamo a cercare gli Atti degli Apostoli al capitolo 4, che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. E lo sapevamo. L'uomo di Dio deve cercare la giustizia. Seconda cosa, l'uomo di Dio deve cercare la pietà. Abbiamo visto che cosa vuol dire pietà, che deriva da questa parola che è eusebeia, che significa atteggiamento di rispetto estremo verso Dio, adorazione, inclinazione a Lui, tensione verso la preghiera, consapevole e umile sottomissione a Dio. E a questo proposito mi viene in mente la figura di quella donna, Anna, che si reca al Tempio con continuità e con pietà, con questo atteggiamento di adorazione e di inclinazione, e incontra Gesù, bambino, portato lì in braccio dai suoi genitori, dopo pochi giorni, per rispettare la legge mosaica, che è nato. Il bambino viene circonciso. E lei è lì, che lo aspetta con un atteggiamento pietoso, di eusebeia, con un atteggiamento di preghiera, di umiltà, di sottomissione a Dio. L'uomo di Dio deve fuggire queste cose attrezzandosi anche con la fede, cioè fiducia, certezza. Abbiamo trovato nello studio di Romani la fede di Abramo, che si manifesta in diverse occasioni. Abramo che crede che avrà Sara, sua moglie, un figlio. Nonostante siano entrambi di tarda età, lei avrà un figlio, lo ha detto Dio. Abramo credette e gli fu imputata come giustizia. Abramo più tardi si trova di fronte a un'altra scelta drammatica. Il Signore gli chiede di sacrificare suo figlio, di ucciderlo, e lui parte con il suo figlio. E il figlio gli chiede dov'è il sacrificio, e Abramo sa che Dio provvederà al sacrificio, e l'episodio è noto: l'angelo ferma la mano di Abramo. E questo è un atto di fede che ci insegna come noi dobbiamo confidare assolutamente in Dio anche quando la precipitazione sta travolgendo, perché sta travolgendo forse, ma non ci travolgerà, o quantomeno non ci travolgerà fino in fondo. L'uomo di Dio deve avere anche l'amore. E che cos'è l'amore? Per eccellenza l'abbiamo quasi imparato a memoria, ma io lo vado a leggere lo stesso. In 1 Corinzi 13 i versetti sono tra 4 e 8. Che cos'è? Che cos'è l'amore? L'amore è paziente e benevolo,
l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa, l'amore è anche sofferenza, crede ogni cosa, tra quelle scritte naturalmente, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non verrà mai meno. Le profezie verranno abolite, le lingue cesseranno, la conoscenza verrà abolita. Ecco che cos'è l'amore. L'amore è quel quid che non verrà mai meno, è quella risorsa che ci fa comprendere al meglio la parola di Dio. La costanza. La costanza costa. E non è un gioco di parole. La costanza è un'espressione che indica e implica la continuità, il lavoro che non si ferma, ovvero le pause di riflessione che sono tali, ma che si esprimono in una logica determinata, senza interruzioni lunghe e ingiustificate. La costanza non è un lavoro H24, come si dice, senza sosta, è una sorta di passo di marciatore scandito in una continuità logica, non affannosa, fiduciosa, è Dio che provvede. Ed è anche costo, fatica, ma serena adesione al progetto. E allora mi viene in mente Giosuè. La costanza non ha fretta. La conquista di Gerico è un esempio di costanza, continuità, programmata obbedienza, perché costanza sottintende programmazione e obbedienza. Andiamo al capitolo 6 di Giosuè e troviamo una storia abbastanza significativa. Gerico era ben chiusa e barricata per paura dei figli di Israele. Nessuno ne usciva e nessuno vi entrava. E il Signore disse a Giosuè: vedi, io do in tua mano Gerico, il suo re e i suoi prodi guerrieri. Voi tutti dunque uomini di guerra marciate intorno alla città, facendone il giro una volta. Così farai per 6 giorni. E 7 sacerdoti porteranno davanti all'arca 7 trombe squillanti. Il 7° giorno farete il giro della città 7 volte e i sacerdoti suoneranno le trombe. E avverrà che quando essi suoneranno a distesa il corno squillante, voi udrete il suono delle trombe, tutto il popolo lancerà un gran grido e le mura della città crolleranno e il popolo salirà, ciascuno dritto, davanti a sé. Insomma, il capitolo 6, al versetto, grazie per la cartina, guardate dov'è Gerico e dov'è Gerusalemme, così abbiamo anche una dimensione del superamento del Giordano, cosa che farà il popolo di Israele. Al capitolo 6, i versetti 12 e 16 ci mettono ulteriormente di fronte al procedimento e di fronte a quello che ha determinato tale costanza. Vi leggo i versetti 12-16 del capitolo 6.
Giosuè si alzò la mattina presto e i sacerdoti presero l'arca del Signore. I 7 sacerdoti che portavano le 7 trombe squillanti davanti all'arca del Signore avanzavano, suonando le trombe durante la marcia. L'avanguardia li precedeva, la retroguardia seguiva l'arca del Signore e durante la marcia i sacerdoti suonavano le trombe. Il secondo giorno girarono intorno alla città una volta e poi tornarono all'accampamento. Così fecero per 6 giorni. Il 7° giorno si alzarono la mattina allo spuntar dell'alba e fecero 7 volte il giro della città in quella stessa maniera. Soltanto in quel giorno fecero il giro della città 7 volte. La 7ª volta, come i sacerdoti suonarono le trombe, Giosuè disse al popolo: gridate, perché il Signore vi ha dato la città. Ecco la conquista del Gerico, esempio di costanza intesa come continuità e obbedienza. L'uomo di Dio, la donna di Dio deve possedere anche la mansuetudine. Ester è il nostro esempio. Ella è mansueta nei confronti dello zio Mardocheo. Al capitolo 7 troviamo una parte di questo racconto prezioso, peraltro come tutti quelli che troviamo nella scrittura, ai versetti 3 e 4. Allora la regina Ester rispose: se ho trovato grazia agli occhi tuoi, o re, Assuero, tra parentesi, e se così piace al re, la mia richiesta è che mi sia donata la vita e il mio desiderio che mi sia donato il mio popolo, perché io e il mio popolo siamo stati venduti per essere distrutti, uccisi, sterminati. Se fossimo stati venduti per diventare schiavi e schiave, non avrei parlato, ma il nostro avversario non potrebbe riparare al danno fatto al re con la nostra morte. La mansuetudine. Ester, vi do un po' di contesto. Aman, un perfido uomo, vuole sterminare il popolo di Israele e ha indotto il re Assuero a scrivere un decreto che prevede che ognuno possa in un certo giorno dell'anno, il mese di Adar, uccidere gli ebrei. Ester, regina di Assuero, non può avvicinarsi a lui se non è chiamata, e allora decise di presentarsi rischiando la vita, perché la legge che le impedisce di presentarsi al re non le fa più paura quando è stata informata del rischio che corre il suo popolo. Ma si avvicina con mansuetudine, con rispetto, con grande riverenza a Assuero, comunque il sovrano. Riuscirà a salvare il popolo di Israele, come voi sapete. L'uomo di Dio deve possedere giustizia, pietà, fede, amore, costanza, mansuetudine. L'uomo di Dio combatte il buon combattimento. Ora ci sono tanti combattimenti nella vita, tante battaglie, tanti scontri. Il combattimento buono è quello della fede. La lettura, lo studio sono un combattimento, le tentazioni di ogni giorno, ognuno le sue. Le tentazioni più forti che io ho sono quelle fiscali, non sono le vostre. Non c'è tanto da sorridere perché io sono veramente in difficoltà. Ti trovi di fronte continuamente a gente che ti dice fai così. E chi ha le macchine vecchie, tante, e tutte vecchie e tutte rotte, ha una tentazione fiscale più di tutti voi davanti. Signori, le tentazioni di ogni giorno. E non sono tentato quando vedo le cioccolatine al supermercato. Cioè, sono tentato grandemente, ma lì non supererò la tentazione. Invece non sono tentato di prenderla e di metterla in tasca. Non sono tentato di rubare nei cappotti. Però
ognuno ha le sue tentazioni e ognuno deve lavorare sulle sue tentazioni e deve sapere cosa. Allora io vi lancio una sfida stamattina, una sfida scritta. Giulia e alcuni di voi hanno fatto il compito scritto, non l'altro giorno. Fate un elenco delle cose che dovete combattere, delle tentazioni, e alla fine mese chiediti, interrogati, se il combattimento lo hai vinto o lo stai perdendo. Devi interrogarti, devi verificare se ti comporti anche... Questo fa parte del combattimento, perché noi tendiamo molto ad autoassolverci, fatto lui. Afferra la vita eterna, abbiamo letto ancora, nel passo di Timoteo che ci conduceva. Afferra la vita eterna, afferrare, prendere fortemente, non mollare. È vero, abbiamo detto che sei salvato, ma non cullarti, persevera, afferra, tieni forte per non cadere. Mi viene in mente la città di Trieste, dove, anche quando ero un giovanotto, mi rendevo conto dell'importanza di certi ferri che sono appoggiati a certe parti del muretto, soprattutto laddove la città scende verso la marina. E questi ferri servono perché io me ne rendevo meno conto 30 anni fa, adesso comincio a rendermi conto meglio, ti afferri e non cadi. Trieste, come voi sapete, è una città dove il fenomeno Bora è particolarmente forte e molte volte anche una nevicata fa gelare subito tutto, e quindi tu devi essere veramente molto attento quando cammini, perché si finisce in ortopedia per un nulla, come noi tutti sappiamo, alcuni per esperienza diretta, altri no, comunque si sa. E allora tu ti afferri al ferro e cammini con molta prudenza, perché la bora è forte, qualche volta c'è anche 120, e quindi tu devi essere molto attento. Se cadi non rimarrai lì per sempre, ti puoi rialzare, ma se non cadi è meglio. Afferrati affinché tu non cada. Afferrati alla vita eterna, perché sei stato chiamato, perché hai promesso. Sei stato chiamato e hai promesso questo di fronte a molti testimoni. Caro Timoteo, ma potrebbe dire, caro Gianni Cassisi, e ad ognuno di noi, tu hai promesso questo davanti ai testimoni, ma soprattutto l'hai promesso a Dio. E quindi io sono di fronte a Dio, di fronte a Cristo, di fronte al quale io devo essere irreprensibile. Ti ordino, intendilo come, è scritto ti ordino, intendilo come sei investito, come una specie di investitura del cavaliere medievale, no? Che è investito, fa parte dell'ordine. Ti metto addosso questa veste sacra, ti ordino di osservare, ti metto addosso la veste sacra di colui che deve osservare. E ti parlo al cospetto di Gesù Cristo, che rese testimonianza di fronte a Ponzio Pilato, con la bella confessione di fede. Anche la tua, Timoteo, fu una bella confessione di fede, davanti a molti testimoni, ma quella di Cristo fu potente davanti a Pilato. Matteo, Marco, Luca ci informano su questa affermazione di Cristo. Tu sei il re dei giudei? Chiede Pilato e Gesù risponde, tu lo dici. Ma Giovanni è più esteso in quel dialogo. Io voglio sottoporvi Giovanni al capitolo 18, i versetti sono 33 e 37. Guardate un po', 18, 33, 37, il dialogo è un po' più esteso. Pilato dunque rientrò nel pretorio, chiamò Gesù e gli disse, sei tu re dei giudei? Gesù gli rispose, dici questo di tuo oppure altri te l'hanno detto di me? Pilato gli rispose, sono io forse giudeo? La tua nazione e i capi dei sacerdoti ti hanno messo nelle mie mani. Che cosa hai fatto? Gesù rispose, il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori combatterebbero, perché io non fossi dato nelle mani dei giudei. Ma ora il mio regno non è qui. Allora
Pilato gli disse: ma dunque sei tu re? Gesù rispose: tu lo dici, sono re, e io sono nato per questo, e per questo sono venuto nel mondo, per testimoniare della verità. Chiunque è della verità ascolta la mia voce. Sarcasticamente, vi ricordate, Pilato gli risponde: ma che è sta verità? Insomma, questa è la bella confessione di fede che potrebbe essere associata a questa osservazione della lettera del capitolo 6. Perché mi sono chiesto quale poteva essere la bella confessione di fede e mi rispondo che Gesù è il re dei giudei, è la bella confessione di fede. E pensate un po', anche un giudeo, anche un non giudeo, voglio dire, può capirlo. Infatti noi che siamo non giudei abbiamo capito questo. Dunque Timoteo conservi in modo irreprensibile, senza macchia, questo comandamento e lo faccia fino all'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo. C'è questa attesa nelle parole di Paolo, questa attesa speranzosa di godere del suo ritorno. Molte generazioni sono vissute in attesa del ritorno di Cristo e anche la nostra generazione lo attende. Noi non sappiamo quando verrà, ma sappiamo che siamo in attesa. E i versi che seguono il versetto 16 ci mostra quella che in termine tecnico si chiama la dossologia. Beato e unico sovrano, lo rileggo, il re dei re, signore dei signori, ecco il 16, il solo che possiede l'immortalità, che abita una luce inaccessibile, che nessun uomo ha visto né può vedere, a lui siano onore e potenza eterna. Amen. Amen. L'Apostolo aveva parlato di coloro che vogliono arricchire, che cadono vittime di tentazione, ora parla ai ricchi, ai benestanti. Mi viene in mente un po' la nostra civiltà del benessere. Noi che ci siamo trovati in una condizione sostanzialmente agiata, anche senza aver voluto per forza arricchire, a noi alcune indicazioni di comportamento lo stesso. Ne ho 8 da sottoporvi brevissimamente. No, orgoglio. Attenzione a questa parola, perché un padre come Christian è orgoglioso di mostrare la sua bambina bellissima. Perché qualcuno di noi può essere orgoglioso del lavoro che fa e qualcuno di noi può essere orgoglioso dei risultati degli studi ottenuti. Non è questo l'orgoglio illegittimo, questo è l'orgoglio legittimo. Quando si dice no orgogliosi si intende no credere di essere superiori agli altri e quasi in grado di giudicare e disprezzare perché io sono così e tu no. È questo l'orgoglio al quale dobbiamo essere attenti. E lo spiega anche. Non riporre la speranza nelle ricchezze, secondo punto. Nulla possiamo portarci via. Terzo, riporre la certezza in Dio. Quarto, Lui ci dona ciò di cui abbiamo bisogno, tranquilli. 5, dobbiamo fare del bene. 6, dobbiamo arricchirci di opere buone. 7, dobbiamo essere generosi nel donare materialmente. 8, pronti a dare. E io vedo lì un dare morale. Anche fare una telefonata, mi viene un esempio, per incoraggiare una persona, può essere un modo di dire pronti a dare. Qui sta la differenza, secondo me, tra il donare e il dare. E allora il nostro conto in banca cresce, ma non cresce il nostro conto in quel istituto di credito che un giorno o l'altro svanirà, ma cresce il buon deposito, quello che non è mai fallibile, quello che non fa crollare mai i titoli.
Quello che abbiamo dato nel nome di Gesù non crolla. Tutti i discorsi vani e vuoti e profani non servono. Valutare bene le parole è un'altra indicazione indiretta che ci viene da questo brano. Qualche volta anche in buona fede abbiamo parlato molto, siamo stati impegnati a convincere gli altri che abbiamo ragione. Non serve, dice il brano. Evita e guarda con attenzione anche la scienza, perché può essere fuorviante. Chi pratica la scienza, alcuni, non tutti, è scritto alcuni, si allontanano dalla fede. Alcuni praticano la scienza e rimangono nella fede, ma alcuni si possono allontanare. Il riferimento probabilmente non sono sicuro, a una filosofia del tempo che si chiama atomismo, che con delle modifiche va di moda anche nei nostri anni e nei nostri secoli. L'atomismo è una dottrina filosofica per cui particelle assolutamente indivisibili, atomi, qualitativamente uguali, aggregandosi e disgregandosi nel movimento universale, costituiscono la realtà e il suo divenire. Il punto di riferimento è un signore che si chiama Democrito, che vive tra il 460 e il 370 avanti Cristo. Già quella volta si parlava di scienza. Attenzione che questa scienza potrebbe far allontanare. Senza polemiche, senza discussioni vane, allontanarsi da questa falsa scienza e avvicinarsi invece a quella scienza che è assolutamente vera, quella che si trova per esempio in Genesi 1, versetti 1-3. Nel principio Dio creò i cieli e la terra era informe e vuota, le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio alleggiava sulla superficie delle acque. Dio disse sia luce e luce fu. Preghiamo. Signore, tu sei lo studioso al quale noi dobbiamo ogni ragione, perché tu sei la vera scienza, tu sei il vero amore, tu sei l'immagine della costanza, della mansuetudine. Tutte le cose stanno in Gesù Cristo e tutte le cose sono nate per mezzo di Lui. Aiutaci, Signore, a essere prima di tutto noi convinti di questa verità e secondariamente, e non secondariamente, ma in secondo piano, vogliamo dirti, aiutaci a essere testimoni di questa verità. Non dobbiamo convincere nessuno, Signore. Non dobbiamo essere arroganti, orgogliosi, fuori luogo. Dobbiamo essere obbedienti, insegnaci l'obbedienza, Signore, la pazienza, la mansuetudine, ogni cosa, Signore. Nel nome potente di Gesù Cristo, Signore. Amen. Perdonate la mia ingenuità, ma io quando si parlava delle mura di Gerico che dovevi fare 7 volte il giro, non riuscivo a rendermi conto come 7 volte fare un giro, anche se è un popolo numeroso, come venissero giù queste mura, che tecnicamente è una cosa impossibile. Ma non era quello il messaggio era quando il Signore ci dà un compito e noi lo dobbiamo seguire, se noi lo seguiamo il risultato viene. Se loro stavano fermi non succedeva niente, ma i muri non l'hanno tirato giù le 7 volte della camminata, l'ha tirato giù il Signore, punto. Ascoltando Vito, io rimango sempre stupito dal fatto che il Signore dà sempre qualcosa, lo ascolti, ti gratifica, però non capisci dove collocarlo, no? E ascoltando la Vito
voglio lasciarvi con una storia che stamattina ho sentito nel Seme, che io ascolto sulla app. E c'era la donna che parlava del figlio e dell'ospite. Lei aveva il figlio a casa, aveva un ospite in casa, quest'ospite arriva in casa, il figlio entra nella porta, va fuori, va in bagno, va a prendere da bere, apre il frigo, fa quello che vuole, no? L'ospite sta lì, educato, sta insieme, parla, poi se ne va, però lui non ha la chiave, la vede nella sua casa, non può entrare quando vuole, quando diciamo ha piacere di venirti a trovare, no? Ma la casa del Signore, com'è? Noi quando facciamo la scelta di stare col Signore, cosa siamo? Siamo figli o siamo ospiti? Noi siamo figli e noi possiamo entrare nella casa del Signore a nostro piacimento. E la domanda è: vuoi essere figlio o vuoi essere ospite? E quello dipende da noi. Chiudiamo la diretta con l'ultima canzone, Cristo muove le montagne. Tutti hanno bisogno di amore e compassione, della grazia tua, Signore. In te c'è il perdono, sei il nostro Salvatore, speranza del mondo. Cristo muove le montagne, tu sei il potente che salva, il potente che salva, per sempre autore di salvezza, risorto ha vinto la morte, Gesù ha vinto la morte. Togli dal mio cuore paure e fallimenti e metti il tuo amore. Ti offro la mia vita, sei tutto ciò in cui credo e a te mi arrendo. Cristo muove le montagne, tu sei il potente che salva, il potente che salva, per sempre autore di salvezza, risorto hai vinto la morte, Gesù ha vinto la morte. La tua luce splende su di noi, cantiamo per la gloria del risortore. Gesù, la tua luce splende su di noi, cantiamo per la gloria del risortore. Cristo muove le montagne, tu sei
il ritornello senza la musica, perché il messaggio è molto importante. Lui è l'unico che può salvare, il potente che salva. Cristo muove le montagne, tu sei il potente che salva, il potente che salva per sempre, autore di salvezza.